Amici bellini, non ci perdiamo in chiacchiere, come dice Lombardo. Ci siamo, l'attesa è finita. Domani possiamo vedere la prima partita. Vogliamo fare un'ipotesi di formazione, proprio così. E poi hanno parlato Politano, Ngonghe, perché si dice Ngonghe, Mazzocchi, poi ha vinto la Spa. Comincia. Allora, nel dare il benvenuto ad Andrea Coz e a tutti i nuovi iscritti, e siete parecchi, quindi io vi ringrazio, abbiamo l'obiettivo dei 23.000 prima dell'inizio del campionato. Guardate che vi dovete fare in fretta, se mi volete fare contento, perché il campionato è dietro l'angolo, giri l'angolo e c'è già la Coppa Italia, quindi dobbiamo fare in fretta. Con i like mi date una mano sotto questo punto di vista e andiamo a fare un'ipotesi di formazione. Di mercato io vorrei parlarvene, però proprio nella stessa giornata di oggi c'è stata un'accelerazione su Hermoso pazzesca, tutti che ritwittavano è fatta, è ufficiale, stiamo là così, e poi la frenata, dice no, ma una squadra si è messa dalle stesse fonti a comando, mi raccomando, quindi dobbiamo semplicemente aspettare le cose. E secondo me, ho detto qualche video fa, adesso deve più uscire qualcuno prima di far entrare qualcun altro. Vale per Osimhen, il discorso PSG, il discorso della rabbia che apre il mercato arabo, apre tra un po', e vale anche per gli altri, perché si fanno nomi di esterni, di attaccanti, di Berardi, Greenwood si faceva il nome, adesso Greenwood più la Lazio, bisogna capire se si è tirata indietro o meno, però si fanno questi nomi qua che si muovono semplicemente se esce uno tra Lindstrom, Raspadori. Penso che Ngonghe e Politano non si muovano, onestamente, se qualcuno aveva l'idea. Invece Politano l'ho visto, tra l'altro Politano molto amato, devo dire la verità, dai tifosi presenti a Di Maio, un beniamino, gente che piange che si vuole fare la foto, fa piacere sotto un certo punto di vista, visto molto rilassato, molto a suo agio anche nel prendere il microfono e anche delle cose così. Poi Ngonghe lo sfotte perché lo chiama Ngonge, il nome è importante, le fissazioni vie, Kvara, lo chiama Ngonghe, l'ha detto meglio il bambino, Ngonghe. E poi un Rrahmani, segnaliamo, questo è l'incontro, sto dando per scontato che voi sappiate che c'è stato un incontro con 4 giocatori del Napoli con i tifosi, quindi domande dei tifosi, domande che spostano poco, anche se i tifosi sono andati nel profondo, dove preferisci giocare, hanno chiesto a Rrahmani della difesa a 3, hanno chiesto a Ngonghe se si trova poi nei 2 trequartisti, e insomma qualche tifoso ha dato anche soddisfazione, onestamente. Rrahmani molto scocciato, molto annoiato, proprio risposte non c'ho voglia, non aveva voglia. Mazzocchi invece dà soddisfazione perché è figlio di Napoli, sembra sentire parlare Insigne anche come accento. Politano molto rilassato e Ngonghe è proprio tranquillissimo. Ngonghe dice no, vinciamo noi lo scudetto, pure noi vogliamo vincere lo scudetto, mentre Politano a domanda chi vince lo scudetto stava facendo l'elenco, no? Partiva l'Inter è favorita perché poi dopo, invece Lombardo subito gli ha tolto la parola. Ok, lui ha detto all'Inter, tu che dici? Ngonghe è partito, vince il Napoli, e a seguire il Rrahmani ha detto vinciamo noi, e anche Mazzocchi ha detto vinciamo noi. Sono cose che si fa per dire. A domani c'è la prima amichevole e abbiamo saputo che Osimhen, infortunio, chissà, affaticamento di mercato, non lo so, ma intanto non ha fatto parte delle esercitazioni di oggi. Io mi butto con un'analisi tattica, mi sposto e mi butto a indovinare. Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Anche perché non essendo là, poi tra l'altro chi segue su Instagram, c'ho una sorpresa che stiamo sviluppando, un'inviata speciale, e prima o poi ci organizziamo. Domani c'è la live, andate a lasciare la live subito dopo la partita, senza perderci tempo, perché non faccio la reaction, non c'è niente da reagire nella prima amica, però dobbiamo parlarne live delle cose tattiche che abbiamo visto. Quindi subito dopo la partita, domani live Azzurro Fluido, e chissà, interventi, calma, fatemi organizzare. Allora mi butto a indovinare che non essendoci Meret, Caprile parte da titolare e si comincia con Caprile. Dopodiché abbiamo i dubbietti in difesa, la vedo così, nel senso che quello che ci raccontano, questi sono i tentativi che sta facendo Conte. Ovviamente Rrahmani può essere considerato anche braccetto e non c'è dubbio, quindi lo puoi mettere qua, e lo stesso Rafa Marin può giocare poi centrale, ma credo che anche
anche per una questione di esperienza Rafa Marin viene più provato centrale e al centrodestra, e Rachmani centrale, un po' più di esperienza. In questo momento Juan Jesus sembra lamentatevi, sembra in vantaggio su Nathan, vediamo, poi ovviamente si cambierà nel secondo tempo, ma volendo proprio tirare a indovinare, Spinazzola che si è fermato ma dovrebbe essere solamente un affaticamento, quindi dovrebbe poter giocare. Mazzocchi, ovviamente non essendoci Di Lorenzo, parte qui sulla destra, quindi teniamo presente Zerbin che può giocare sia al posto di Spinazzola sia al posto di Mazzocchi, e si dovrebbe vedere Lindstrom partire in zona Kvara con Simeone davanti, perché Osimhen secondo me non lo rischiano, non lo possono rischiare, e Politano che tutti quanti, Politano con Conte se ne va, e invece probabilmente no, staremo a vedere. Ovviamente nella ripresa può entrare anche Popovic, può entrare Ngong e tutti i giocatori, che dire dice che sta in grandissima forma, e quindi vedremo un pochino questi movimenti del 3, ma magari ce li mettiamo i centrocampisti chissà, pure non sarebbe male. Cagiasti e ce la giochiamo così, stavo tutto convinto, una bella partita con 2 in meno, ma può capitare se Conte chiede i falli sistematici e poi ma tu sei il Napoli, non sei la Juventus, quindi prepariamoci anche ad esercitazioni di questo tipo. Penso che questo possiamo vedere, e poi ci sono i giovani, i vari Accarino, i vari Davino, tutti questi giovani che possono entrare nel secondo tempo, e vediamo come si muoveranno. Finita la Coppa America, Messi con una caviglia così, ma l'Argentina vince con un gol di Lautaro Martinez. Olivera non ha giocato nella finalina del terzo posto con l'Uruguay, però adesso partono le sue vacanze, quindi lo aspettiamo a Castel di Sangro. Idem aspettiamo Castel di Sangro. C'è sempre Mario Rui, qua teniamo presente che c'è ancora Mario Rui, non lo abbiamo ancora tolto, quindi anche Mario Rui in zona Spinazzola solo là può giocare, quindi pensiamo più Zerbin vice Mazzocchi in questo momento e Mario Rui vice Spinazzola. Poi deve tornare Lobotka, lo aspettiamo insieme a Kvara, e anche gli italiani ovviamente, Meret, Raspadori, Di Lorenzo, Folorunsh. Questo è quanto, amici bellini. Voi potete lasciare i like, lo lasciamo proprio brevissimo questo video, perché di che altro vogliamo parlare? Voglio ringraziare Alfredo De Lillo che si è appena comprato una maglietta dal fluido.net, www.fluido.net, altrimenti il sito non funziona. Andate a divertirvi con i gadget. Sì, questo ho controllato, non c'è tanto altro di nuovo. C'è Buongiorno che ci saluta, ma anche per lui dobbiamo aspettare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, un ringraziamento a tutti gli abbonati, i nuovi abbonati, ci stiamo divertendo tantissimo, le notizie arrivano prima da noi e poi così, ma poi io le riporto, quindi non vi preoccupate, lasciate il like.